Non vogliono muoversi con la mascherina per ripararsi dall'inquinamento dell'aria, vogliono poter respirare liberamente e gli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli di Castagnolo di Paese nel Trevigiano lo hanno sottolineato con forza in uno spot. Vi aspettavate di vincere? No, non ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa. Questi laboratori vi piacciono? Sì, molto. È stato bellissimo. Uno spot che ha vinto il primo premio del progetto Diamo respiro all'aria, organizzato dall'assessorato all'ambiente della Regione Veneto in collaborazione con l'Università di Padova. Un'iniziativa a cui hanno aderito 30 scuole tra elementari e medie del Veneto, finalizzata a formare, educare e sensibilizzare all'ecosostenibilità dell'aria pura. 30 laboratori di 10 ore ciascuno in cui i ragazzini si sono cimentati in ogni forma di comunicazione mediale. Hanno presentato un telegiornale, hanno presentato anche un sistema di geolocalizzazioni. Quali sono le esigenze che sentono maggiormente i bambini, i ragazzini? Allora, su 30 laboratori fatti, 5 erano anche proprio dei TG di classe. E poi 2 laboratori con una forma di geolocalizzazione per cui hanno mappato le loro città a seconda della salubrità dell'aria e anche dell'ambiente sonoro. E il fatto è questo, che è proprio la possibilità di potersi esprimere sostanzialmente, che è connaturata di generazione in generazione. E oggi però per loro sapersi esprimere è quello di passare attraverso queste forme mediali e quindi più sono tecnologiche, più sono legate al web o alle caratteristiche dell'audiovisione, più sono interessanti tanto da fare che da fruire. Ecco perché diventano forme molto efficaci per condividere contenuti, condividere pratiche ecosostenibili in questo caso. Avete vinto questo primo premio, il vostro lavoro qual era? Era di fare uno spot video sull'aria. Come l'avete inventato questo spot? Costruendo la sceneggiatura e abbiamo costruito lo spot. Insomma, ci rubate il lavoro? L'aria per voi è salubre o vorreste un'aria più pulita? Vorremmo un'aria più pulita. Che cos'è che inquina di più? Il trasporto dei mezzi come macchine. Ed è stata una felice esperienza invece quella dello spot proprio perché ci ha costato ai media e quindi un lavoro diverso da quello che facevamo di solito in classe. Quindi avete scritto la sceneggiatura, poi avete girato e avete montato il piccolo video? Sì, il professore ha curato il montaggio appunto perché i tempi erano molto ristretti, anzi ecco io suggerirei alla Regione magari un contributo in più per intervenire anche nel momento del montaggio, quindi qualche ora in più il laboratorio sarebbe utile. Ecco. Siete disposti ad andare in giro in bicicletta o andare in giro a piedi e rinunciare all'auto quando proprio non serve? Sì, perché così inquiniamo di meno. E dite mai ai vostri genitori lasciamo la macchina in garage? Non così spesso. Ma che cos'altro inquina oltre al traffico automobilistico? Il fumo delle sigarette per esempio e gli aerei, il motore degli aerei. Ma in questo spot qual è lo slogan? È uno spot che dice cosa? Che dice no, mascherine soltanto a carnevale, cioè che non dobbiamo mettere sempre le mascherine perché vogliamo l'aria più pulita. Ma secondo voi quest'aria inquinata è colpa degli adulti? No, è colpa del gas e delle macchine che usiamo ogni giorno. Ha vinto lo spot e soprattutto è risultato vincente questo spot perché i ragazzi hanno lavorato molto e molto bene, perché la differenza poi la fanno loro. Io e i miei collaboratori abbiamo una preparazione che però poi vale zero se la classe coinvolta non partecipa. Lavorare con ragazzi che invece rispondono come hanno risposto questi ragazzi, perché stimolati e pungolati da un insegnante come l'insegnante che per loro fortuna gli è capitata, davvero porta a incuriosire e a lavorare proficuamente sotto ogni aspetto. Prima
Prima la settimana dell'ambiente veneto, poi la settimana nazionale della bonifica. Per la nostra regione il mese di maggio ha visto protagonisti in varie sedi temi strategici per il futuro economico e ambientale del territorio, a cominciare dalla salvaguardia idrogeologica, fulcro delle attività di difesa e conservazione del suolo, della regolamentazione delle acque e dell'utilizzazione delle risorse sono i consorzi di bonifica, che operano su circa 17 milioni di ettari, più della metà dell'intera superficie nazionale. La settimana della bonifica ha proprio questa funzione: partire dalle istituzioni per arrivare ai più giovani e raccontare i territori sicuri, raccontare l'acqua buona, l'acqua virtuosa, l'acqua che produce energia, l'acqua che produce il cibo, l'acqua che produce la fruibilità ambientale. La vogliamo raccontare in un governo con lei assolutamente empatico, proprio per creare in questo delle culture della prevenzione, se parliamo del dissesto idrogeologico anziché dell'emergenza, cultura della produzione, ma di una produzione sostenibile, innovativa, molto originale. In Veneto l'attività dei consorzi di bonifica interessa 1,2 milioni di ettari, il 65% del territorio regionale. La metà, ovvero circa 600.000 ettari, è data da terreni soggetti ad irrigazione. In Veneto, in questa settimana della bonifica, abbiamo ritenuto opportuno incrociare e incontrare la società civile. La società civile perché è indispensabile che la società civile veda il lavoro che i consorzi di bonifica fanno quotidianamente, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Li abbiamo incontrati aprendo le nostre porte, le nostre idrovole, le nostre sedi, i nostri cantieri, i nostri impianti. E questo consentirà a tutti di capire fondamentalmente come noi lavoriamo e soprattutto fa capire dove l'acqua, quando entra nelle caditoie, va a finire, perché bisogna sempre ricordarsi che un terzo del territorio di competenza dei consorzi veneti è sotto il livello del mare, quindi il lavoro che i consorzi fanno tutti i giorni è quello di pompare fuori l'acqua quando piove. Colpito negli ultimi anni da eventi alluvionali di particolare gravità per il Veneto, la messa in sicurezza del territorio è oggi più che mai una priorità. Hanno fatti due tipi di azione, l'azione è tutta culturale, anche qui lo sviluppo non è nel cemento e basta, lo sviluppo è nell'ambiente, nella storia, nella cultura, nelle tradizioni, nei paesaggi, nel turismo, nel cibo. E allora immaginare di edificare tutto, costi quel che costi, di fare tutte rotonde, tutti asfalti, non è un modello di sviluppo che neanche il Veneto può più sostenere. Nel momento in cui però noi edifichiamo mediamente nel paese 10 ettari di terreno ogni giorno e noi dobbiamo fare in modo che il reticolo che raccoglie le acque, le allontana oppure le tiene invasate per averle a disposizione quando servono, questo reticolo deve essere continuamente adeguato, quindi deve essere perfettamente mantenuto e questo i consorzi di bonifica lo fanno con le loro risorse. Poi se c'è un adeguamento, quella è un'opera straordinaria e lì dentro c'è bisogno di un intervento pubblico. E qui che cosa diciamo? Sblocchiamo il patto di stabilità. È necessario frenare il consumo di suolo, insomma, ma il cambiamento vero e proprio si genera solo con un cambio di cultura. L'Unione Veneta Bonifiche sta quindi promuovendo una serie di azioni per coinvolgere direttamente i cittadini e gli enti locali nella riprogettazione del territorio, convinta che la sicurezza idraulica debba partire dal basso, dalle aree private, urbane e dalle campagne. Bisogna sempre ricordarci che la sicurezza totale è praticamente quasi impossibile avere. Dobbiamo fare maggiore sicurezza, quindi stiamo lavorando su un programma nostro di concerto e quindi in sinergia con la Regione del Veneto. La Regione interviene sulle grandi infrastrutture, i consorzi di bonifica intervengono sulle reti secondarie e stiamo portando avanti una serie di progetti importantissimi. L'anno scorso i consorzi di bonifica hanno investito 12 milioni di euro in interventi di straordinaria manutenzione appunto per limitare al massimo questo tipo di eventi. Ahimè però abbiamo del tempo da rincorrere, nel senso che per un bel po' di tempo si è fatto molto poco in Veneto su questo versante, sulla prevenzione e di contrappeso si è costruito in modo non programmato oppure non verificata la situazione idrogeologica di quel territorio.